Buonasera da Matteo Santi, da Vinicius Bacaro. L'inseguimento ai playoff prosegue e passa da Ortona, partita cruciale per Tombesi e Ciampino per provare a inseguire le zone nobili della classifica. Sì, noi sappiamo che è una partita molto difficile, incontriamo una squadra molto ben organizzata che ha vinto le ultime 4 partite di questo campionato e sappiamo benissimo che nel nostro girone vincere 4 partite consecutive è molto difficile. Si affrontano due grandi squadre a mio avviso e parlerei più dei giocatori che giocano oggi che gli assenti, perché chi giocherà sicuramente sono straconvinto che farà bene. Si accendono anche le luci qui al palazzetto dello sport di Ortona con questa coreografia lanciata dagli spalti. La vedete adesso inquadrata, qualche coriandolo anche a tema carnevalesco. La Tombesi che gioca in maglia bianca con inserti celesti, mentre gioca in blu e in rosso come colori societari il Ciampino anni nuovi. Pina dentro, Papù! Il Ciampino è in vantaggio dopo 3 minuti e mezzo, palla in profondità, perfetto lo scatto di Papù che di sinistro batte Putano per il vantaggio del Ciampino anni nuovi, 1-0. Una grandissima giocata, un movimento in diagonale che lo rivediamo insieme. Silvera un po' troppo leggero nella difesa e Papù che è molto veloce è riuscito a calciare il controbalzo. Del Ferraro, Silveira, ancora Del Ferraro, dentro le linee per Piovesan, Del Ferraro! Il pareggio della Tombesi, il rimorchio di Manuel Del Ferraro e la Tombesi fa 1-1, primo gol con la nuova maglia per l'ex giocatore dell'Aniene. La classica giocata del calcio a 5 imbucata sul pivot, il difensore che perde, Dener perde, vede Del Ferraro che trova un tiro meraviglioso sotto l'incrocio. Ancora Becchi, prova a chiudere l'1-2, va in fascia Dominici, controlla, conclusione! L'autogol di Raguso e il Ciampino è nuovamente avanti, bella giocata in fascia, poi sfortunato l'autogol di Raguso, messo male col corpo, devia alle spalle di Putano. La giocata di prima, un'uscita pressing abbastanza rischiosa, però si è visto la qualità del Ciampino e anche l'allenamento, perché sono movimenti tra le linee che sono delicati, che però devono essere molto ben allenati. La porta rimane sguarnita, torna Beltrano, sortita a sorpresa del Ciampino che qui non funziona, mentre Becchi va da Dener che gira splendidamente di prima intenzione col mancino, anticipa Putano e il Ciampino allunga più 2, 3-1. Un movimento fantastico dietro alle spalle di Del Ferraro, di Dener che la colpisce con una delicatezza fantastica, un bellissimo gol. Eccolo qui, palla dentro, veramente gran movimento. Becchi attaccato da Del Ferraro, fallo ingenuo questo di Del Ferraro, lo abbiamo chiamato poco fa tiro libero per il Ciampino. Fischia l'arbitro, parte Dener, fuori dai pali Putano che poi recupera la posizione, ma non serve a nulla la doppietta di Matteus Dener che sale a 12 in campionato, tiro libero perfetto di Mancino, 4-1 Ciampino. Impossibile per Putano realizzare una parata, ha tirato perfettamente e con il movimento che ha fatto di venire avanti, come vediamo adesso, e tornare indietro, a mio avviso che ho tirato qualche tiro libero ha facilitato solamente un mancino così potente che piazza con così tanta forza. Ragusa la piazza, scheggia nuovamente il palo e saggiamente ricomincia all'indietro, blocco di Pina clamoroso, una ingenuità colossale di Gabriel Pina che concede fallo e tiro libero al Ciampino. Rivedendo diciamo che c'è stato un fallo, anzi un doppio fallo sia di Ervolino che di Del Ferraro, prima su Becchi perché hanno trattenuto la maglia, poi sicuramente Pina ha sbagliato a fare quel blocco e commettere il sesto fallo che permetterà chiaramente a Tombesi di riaprire la partita. Parte lui contro Beltrano, la conclusione, si rimette in partita la Tombesi, Marciano Piovesan, 2-4. Torna a -2 dunque la Tombesi, il destro di Piovesan. Allora sapevamo che era difficilissimo, il campo qua è difficile, loro sono una bella squadra, a parte che noi siamo senza 2 giocatori, pure loro senza 2 giocatori importanti, però ci stiamo mettendo il massimo, alta intensità e stiamo facendo bene. Poi giù a terra c'è Dominici
proteste del Ciampino, tutto regolare per Beltrano, per Mazione, scusate, continua a giocare la Tombesi, gli arbitri non hanno fermato il gioco, poi un paio di spinte, va giù anche Becchi, si accende un capannello in mezzo al campo, rosso diretto per Del Ferraro, voglio rivederlo. Rivediamo insieme perché non sembrava che fosse, diciamo, la spinta non partisse da Del Ferraro, però rivediamo insieme. Rivediamo che arriva Del Ferraro, Dener finta col sinistro, torna da Pina che salta Silveira in porta! Gran gol di Gabriel Pina, torna più 3 il Ciampino, 5-2. Intelligentissimo perché avevano fatto 2 o 3 scambi tra Pina e Dener, che ha fatto finta di calciare col piede destro rientrando sul sinistro e creando chiaramente una difficoltà ulteriore per Putano che non vede il pallone partire. Ecco, lo ha visto Piovesan che torna però in mezzo alle linee, da Adami che calcia, stavolta Beltrano è preciso e si rimette nuovamente in partita la Tombesi. 5 minuti e 20 alla fine, 3-5. forse ho esagerato nei complimenti a Beltrano che in questo momento sbaglia, in un momento delicato della partita, in un tiro sì sotto le gambe ma non fortissimo, dove lui con la mano non riesce a bloccare il pallone. Calciare, ma suona la sirena, finisce qui, grande vittoria del Ciampino, di carattere e di mentalità Vinicius, quinta vittoria di fila e adesso il terzo posto in classifica, distante solo 2 punti. No, non è così, però stiamo lavorando duro per fare il massimo di punti possibile. Oggi eravamo senza 2 giocatori importanti e alla fine siamo riusciti a fare una partita di squadra e portare questi 3 punti a casa.